Sabato 2 marzo è la giornata nazionale contro la fame in Italia. Sì, la Fondazione Banco delle Opere di Carità organizza come ogni anno questa giornata un po' di solidarietà e di stimolo verso la popolazione italiana a cercare di aiutare tutti coloro che sono meno fortunati degli altri. Con questo non si vuole debellare la fame in Italia, ma dare un segnale per aiutare appunto coloro che sono nelle difficoltà. Per l'occasione a Favara l'associazione Compassione sta organizzando, diciamo, questa raccolta alimentare in piazza Giarritella al supermercato Hard Discount, dove ci saranno i nostri volontari a fare la raccolta di alimenti comuni, quelli per la casa, eccetto quelli che sono a brevissima conservazione, quindi latte, zucchero, pasta, prodotti per l'infanzia e cose del genere, tutto quello che necessita come per le famiglie. A chi saranno destinate le derrate alimentari che verranno raccolte? Saranno destinate alle persone, diciamo, che fanno parte, che sono iscritte nella lista dell'Associazione Compassione, che hanno diritto, dimostrandolo, ad avere questi alimenti, quelli che sono iscritti nella nostra lista, diciamo, locale. Si tratta di bisognosi di Favara e non solo. Sì, soprattutto di Favara, c'è qualcuno anche di fuori perché siamo aperti a tutti, logicamente, però soprattutto sono favaresi.